Questa mattina si è svolta un'esercitazione focalizzata sul salvataggio di una persona in sindrome di annegamento, organizzata dall'ASL Tre Serenissima e dall'associazione ASCOT. La collaborazione ha coinvolto la Guardia Costiera e la Scuola Italiana Cani di Salvataggio, sezione del Veneto, con il supporto dei bagnini, sempre dell'associazione ASCOT, che rientra nell'accordo di collaborazione tra gli stabilimenti balneari. L'esercitazione si è tenuta nella zona delle Torrette 38-39, confinante con gli stabilimenti dei Bagnosi, che sono confinanti con la foce del Brenta. L'unità del pronto soccorso non era a conoscenza del luogo dell'esercitazione, appunto per verificare i tempi di soccorso e le possibili criticità. L'allarme al 118 è stato attivato quando un figurante ha iniziato una situazione di annegamento durante il bagno. I bagnini e i cani addestrati della Scuola Italiana Cani di Salvataggio sono intervenuti prontamente per il recupero del figurante. Mentre i soccorritori trasportavano il figurante a riva, è stato dato l'allarme 118 e quindi l'ambulanza è partita dal pronto soccorso. Le manovre di rianimazione sono state avviate mentre l'assistenza continuava. Ricordiamo che lo scorso lunedì la bagnina Elena Penso, 18 anni, ha utilizzato un defibrillatore in un caso reale salvando una vita. Il personale del 118 è arrivato in ambulanza con tutte le attrezzature pesanti, dobbiamo dire che sono molto pesanti. Il personale dell'ASL ha preso nota di tutti i passaggi con appunti, ma anche dotando uno degli infermieri di una telecamera indossabile con la quale è stato registrato l'intero intervento. Il paziente è stato trasportato al pronto soccorso dopo essere stato portato sulla passerella e poi sulla barella. L'esercitazione è stata monitorata dalla sala operativa, dimostrando l'importanza di essere pronti a qualsiasi evenienza. Questi esercizi evidenziano le sfide impreviste come porte chiuse o mancanza di attrezzature. L'intervento, una nota a margine di tutto quanto, l'intervento ha attirato l'attenzione dei bagnanti che hanno rispettato le distanze. L'accuratezza delle manovre ha suscitato qualche dubbio che non si trattasse di un'esitazione, ma di un vero e proprio salvataggio.